Mi sono sentito con il RUP dell'ANAS, mi ha confortato avvisandomi che a quanto pare a Roma hanno firmato la convenzione e a breve dovrebbe arrivare. Mi ha detto pure di aggiornarci alla prossima settimana per avere notizie più dettagliate. Sono queste le parole dell'assessore comunale ai lavori pubblici di Favara, Amodeo Nicotra, dopo il servizio andato in onda ieri riguardante la problematica situazione in cui versa un tratto di via Che Guevara, a Favara, dove si registra una frana. Avevamo chiesto all'assessore di informare pubblicamente la città sullo stato delle cose e soprattutto a che punto era giunta la validazione della convenzione con ANAS, che avrebbe dovuto garantire i fondi per la sistemazione di questa e di altre strade. La risposta non è tardata ad arrivare. Secondo quanto sostiene l'assessore, la convenzione sarebbe stata firmata e a breve dovrebbe arrivare. Non ci dimentichiamo di nessuno, ci ha ancora detto Nicotra, e cerchiamo di fare del nostro meglio. Ricordiamo che i cittadini residenti della zona temono seriamente per la propria incolumità a causa di un dissesto al manto stradale che è franato, problema che sembra essere ulteriormente peggiorato dopo la bomba d'acqua di circa mezz'ora di domenica scorsa. Il timore manifestato dai cittadini riguarda soprattutto le proprie abitazioni e i danni strutturali che queste potrebbero subire se non si interviene tempestivamente per ripristinare l'area. Dicevano ieri ai nostri microfoni, qui può seriamente scapparci il morto, per poi fare fiaccolate. Oltre alla paura per le abitazioni, va ad aggiungersi anche il problema viabilità. Tanti cittadini giornalmente percorrono via Che Guevara e il fatto che si possa circolare in una sola parte della carreggiata non esclude la possibilità di imbattersi in incidenti stradali. Come detto ieri, l'auspicio è che la situazione possa tornare alla normalità il prima possibile e che si accelerino i tempi burocratici per la messa in sicurezza del tratto. L'amministrazione comunale non deve scordare che a Roma la città di Favara ha 2 deputati locali. Potrebbe anche interpellarli al fine di far accelerare l'iter. Ne va dell'incolumità dei cittadini.